Salve a tutti, sono benvenuti a questa puntata nuova dell'Itteras, sul programma di EIA TV che questiona della letteratura dei sardos. Io sono Ivo Murgia e oggi sono con Alessandra Porco, che è la presidentessa del suo circolo sardo di Berlino. Salute Alessandra, benvenuta. Grazie. Con Alessandra oggi questioniamo su un traballo che ha fatto con Saconda, che è un editore di Castello con 8 meta, questo traballo che ha fatto con questo sardo. È la forriatura in tedesco di un libro bessivo in sardo di Nanni Falconi, su Guadoccio. Alessandra, come ti nasce questa pagina? Es nasce 10 anni proso manco. Nanni me l'ha entregato sul libro in Sarezza, con sa me, poi tu leggi. Siccome l'idea non può comprendere una cibuda, non può comprendere nulla, poi iniziato a fuoriare e poi intendi meglio su. A Savini 3-4 anni su spaziando in me, dopo fatto e dopo posto in domo e scadesci. Una di che se ne con Francesco Carazzo adesso con Dalia sei insomma da no leggio nemuso torna dai cose da usare il tedesco in altra lingua sai detto no ascolta devo dopo fatto insomma dopo pigliavo ora de su cassetto e dopo leggi un'altra volta dopo donavo a terzo amico dopo leggi e pure la professionista sa e moi sto bessio 2 mesi sa. Quali tutti stetti le difficoltà di vai traballo di Aici? Poi una vicciocca da ricordarsi che nasce e pesata in Germania, ma che sia di origini sarda. Plus che tutto è stato fonti sfuedoso. Poi sa grammatica poteva andare bene pure. Poi su sardo e su tedesco quindi sa struttura usa manco casimbillata. Su verbo in Savini o non uscire questo meda analitico, no? Su futuro si fa di maniera analitica e tutta questa cosa, sa. Però il sfuedoso che ha imparato un anno, scraro, sicuramente si vive in montagna, sa, con piante, animali, che forse in Germania non esiste neanche. Ho cercato me la fuedoso che Deo non conosco, che non ho mai imparato in vita mia, claro. Dunque, non scetti traduzioni, sforniature di sardo tra lingue, ma fino a sombressi. Poi è giusto, secondo te Alessandra, che su sardo cessa la testa terra nostra e si opregia da a altra gente, altri popoli fino a altra lingua, come ti può dire sa tedesca. Sa lingua, sa letteratura di ogni luogo è sempre umano, pure quando è scritta in sardo. Sul pensamento dei sardos è più diretto, secondo me, che hanno scritto in sardo. Può far conoscere meglio la terra nostra, le tradizioni, l'identità del popolo sardo, penso che sia una cosa normale per ogni luogo fai conoscere meglio la letteratura, la lingua a altre gente. Penso che sia di avere sul primo lavoro che è la prima traduzione su sardo e su tedesco. Forse qualcuno avrebbe fatto una poesia, però se uso esprimo a fare questa cosa. In più penso che i storisti tedeschi appunto interessano me a leggere una storia del suo luogo che è diretta da su sardo ed è uno uomini come Nanni Falconi che è autentico meda e che ha scritto la vita dell'ogni di sua. Dunque tu pensi che i tedeschi siano pronti a ricevere un traballo di Aici? Noi sappiamo che i tedeschi sono un popolo di scrittori, filosofi, musicisti e dunque tengono già quella apertura mentale, secondo me, non scetti secondo me, pronta a ricevere cosa di Aici. Ah no Alessandro? No, penso che
adesso è una cosa buona di far conoscere questo traballo in Germania, penso che i tedeschi hanno a agradecere questa cosa. I amici miei che hanno lì giù, claro che qualcuno già conosce di sì, di qualcuna cosa in pizzo della Sardegna, poi ti conosci a me, a successo mio, e le attività che vedo in Guni. Però 2 o 3 persone che hanno lì giù, mantengono che questa storia è bene alta, è bella e pure questa lingua è diretta e fai da lì bene su come si narra savoriadora adesso usarlo in tedesco pare di casia da una cosa che parli di gente in tedesco. Tu come mai hai scioperato questo conto dei nanni? È stata una combinazione o proprio tu hai deciso apposta di fare questo? Come ti ho già insegnato, insomma da entregare via mail, cioè tipo mi fai conoscere meglio sul lavoro su. Sicuramente in servizio di poi imparò a leggere e scrivere a questionare sul locutoresu. Questa è la prima lingua che ho conosciuto di usarlo. Poi uso questa è una cosa più senzilla per me di leggere in locutoresu. Sicuramente non c'è stata mera cosa, mera letteratura in sardo, per me, per agattare in biblioteca o in Sarrezza, no? A piegare questo. Tu comprendi già i i varianti di questa lingua sarda, dunque penso che a stare lì giù cosa meda di questa letteratura cosa nostra. Quali punti di autori che preferisci? In mezzo dei sardus. Ivo Murgia. Il classico, Benvenuto Lobbina, poesia, Raimondo Piras, questa cosa classica. Però pure cosa claro che scrive in anni. Tutto sa collana de sa condages pure contus po picciocus i presenti in meda pure ogni cosa che posso adattare di Paveriles tutto sa collana Paveriles bella meda e pure is cosas che canta Torrao de altre lingue in sardo a collegio a poter ballare pure con Manuela Marea può fare il sbattimento sono giovani, la metamorfosi del Kafka, ho fatto in Parigi, oppure ho appunto fatto questa correzione, mi sarà tornato adesso su Sabi, per un mio stesso, spesso ho appunto questa cosa pure in Sabi. E se pensando di fare un altro, di traballo di Aici, di traduzioni? Da essere bello, il problema è sempre io questo dopo fatto che dinai, dopo fatto che nulla, è stato un traballo mio, dopo che non nulla, e pure sa condare, se voi non ha spiegato nulla, è un progetto che Francisco ed io cremo in questa cosa. È un porto umano e forse adesso è bello adattare pure finanziamento dopo fare queste cose per non essere verità perché se non te la ballo tocca a tenere tempo mera per fare queste cose per uscirsi devo già dicevo che è una cosa di pure ascolta tu iscrisi pure non fai se scelte di traballo per realizzare altra lingua tengo sul blog cosa mia, Alexandra Reginis e Regionus, ha un discrio in pizzo della lingua sarda, ho scritto con una poesia, ho scritto in sardo, però mi piace di me da scrivere in sarezza, passare su tempo su in Facebook, scrivendo in sardo,
questo mi interessa, non scrivo altre cose. In tedesco sto scrivendo un libro in poi, però zeu ingizzendi, ne lo vai. Deita questione questo libro. Questione de esperienze che ho fatto in ristorazione come cavaliera, che ho lavorato anni meda durante quando famo in università studiando, poi mi pagai la vita di studio, ho fatto questa maniera di cosa che ho visto in Berlino fare questo lavoro con te stravanata. E lo posso immaginare. Tu hai casa meda noi in Sardegna, se pensi di te. Le bene a cibivi, una D, oppure ferie a scelta. Quasi tutti i sconcas si continuano di Sardegna, come di non avere tanto lavoro. E adesso è bello, vivi in noi, però in questo momento vivo in Berlino, mi piace di Berlino, vivo crescere in Bruni, è una cosa bella. E adesso avrai un lavoro che mi permette di venire noi andando in torrendi, quindi ambasciatrice della Sardegna in Germania, no, c'è un problema. Andava bene, adesso è bello e tutto. Iniziando su Torrosa ricordai il titolo in tedesco sul libro di Nanni che in sardo è si guarda in tedesco come ti sono? Der Fluch von Orioli. E questo è il traballo che ha fatto Alessandra Porco seconda che se ritornavo grazie che venne a Sagattai e di un altro appuntamento a un'altra volta quando la tornare a calare in Sardegna in luogo nostro. E noi ci salutiamo e si vede un'altra puntata dell'Iter. A Sibiri!